Il cantiere della Vergogna di via Fornace ad Altobello è ormai diventato ricovero fisso di barboni e sbandati. C'è chi è penetrato nelle case atere e chi ha deciso di approfittare dell'ampio porticato per farne la sua dimora temporanea. Il tutto senza certezza dei tempi di consegna di decine di unità abitative a cui mancano solo gli allacciamenti e che da anni dovrebbero essere assegnate alle famiglie veneziane in difficoltà. Sono una vergogna. L'unica cosa da dire è solo questa. Una vergogna incredibile. Soldi dei cittadini buttati lì e lasciati lì. Fanno schifo perché cosa aspettano a affittarle queste case? Ma tutta la zona fa schifo, vedi come che siamo presi qua? Ma veramente fa un schifo. Io sono 50 anni che sono qua, ma una cosa tremenda, guarda come che siamo ciapai. Mi abito su quel casino grigio, che da buttarlo su, il gas solo 28 anni e già desfà completamente. Il valore delle proprietà è quindi già cominciato a calare prima ancora che nelle case abbia messo piede un solo inquilino. Il tutto dopo anni di vane promesse da parte di Atere Comune su un'imminente soluzione della vicenda. Dipende tutto da comune Atere, perché c'è gente che ha bisogno di case, ma tanta gente. Cosa aspetti dargli? Anche a queste. Cosa aspetti affittarle? Che c'è gente che veramente ha bisogno. E ora? Andiamo avanti così? Questa è l'Italia. Questi sono i nostri politici. Sarebbe ora che andassero via.